Oggi video un po' diverso dal solito. Si vola? Si vola. Ragazzi, finalmente sistemerò il mio garage. Iniziamo dalle prime cose che bisogna sistemare. Adesso vi farò un piccolo recap tramite le storie. Vedrete adesso qui al centro come era combinato, come poi l'abbiamo trasformato. Ma il problema principale è questa fogna che, essendo troppo piccola, continua perennemente ad allagarsi e alla fine mi entra l'acqua dentro. E infatti io avevo optato, quando ho fatto i lavori da solo, a fare questo bordino in modo tale che non si bagnasse il muro, cioè riuscivo a contenere un po' il tutto, è chiuso con il silicone alla meglio, ma l'acqua arriva tranquillamente anche fino a qui. That's a lot of damage. Primo step, sistemare la fogna. Aggiornamento: semplicemente chi ha costruito la casa ha pensato bene di riempire di cemento fino ad arrivare al livello del tubo per fuoriuscire. Comunque il succo sta che già è cementata, abbiamo dovuto semplicemente rompere qua per mettere una pompa di immersione, e sarebbe stato il lavoro ideale da fare dall'inizio, in modo tale che così una volta che arriva al livello dell'acqua il galleggiante della pompa prende lo sparafuori, perché il problema principale, ragazzi, è la pendenza, che è molto molto ripida, quindi tanta acqua che si accumula tende a superare anche la griglia, perché si riempiva subito. Primo acquisto fatto: cemento, pompa, tubo. I primi 130 euro vanno via. Il lavoro è così, ragazzi, in poche parole. Qua la pompa verrà messa qui dentro e qua ci sarà il galleggiante. Vabbè, faccio vedere una volta finito direttamente il lavoro. Later. Piccoli problemi ed intoppi, ma non ci ferma nulla, ragazzi. Vabbè, a parte il mal di schiena che mi sta uccidendo in questi giorni, sia per l'R1 che per... cioè, stamattina ho fatto un movimento sbagliato e penso che mi sono strappato. Vabbè, comunque il problema di fondo sta. In poche parole, il tubo che porta allo scarico della fogna, che sta qua, è completamente tappato. Adesso stiamo cercando la soluzione per sturarlo, in modo tale da finalmente mettere la pompa di immersione nel pozzetto che abbiamo fatto e risolvere il problema allagamento. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale perché è gratis e potete essere di grande supporto. Andate a controllare sotto nel video se siete iscritti, perché tante volte YouTube elimina le iscrizioni al canale. Non solo perché, a parte ciò, andatemi a seguire anche su Instagram, in modo tale da non perdervi nessun aggiornamento e rimanere sempre connessi su tutto, perché su Instagram questa cosa già la sto spoilerando. Primo test, ragazzi, stiamo aprendo l'acqua. Adesso facciamo allagare il garage. Adesso l'acqua scorre. Stiamo allagando. Eh sì. Andiamo a vedere un po' come funziona. Se non mettiamo la spina non attacca. Lo so. Dio mio. Eccola. Ma sottile da niente, no? Guarda là. Bellissimo. Sono contentissimo. Finalmente non si allagherà più il garage. Posso vedere di nuovo tutto pulito. Oh, l'acqua arrivava qua tante volte. Cioè, si vede dai segni. Oh, ma se lo tira veramente subito. Appena attaccato, ragazzi, secondo test. E guardatela come se lo tira subito. Ora stiamo vedendo se riesce a vincere la pressione per riempirlo. Ma già la sta svuotando. Cioè, con tutto che continua a scendere l'acqua, il livello sta scendendo. Adesso, appena il galleggiante si ferma, dovrebbe staccare. Ed eccolo qua, staccato. Abbiamo appena finito la traccia per mettere, vabbè, per passare la spina dobbiamo terminare. E comunque ecco il perché. Guarda qua, si allaga tutto pure sotto. Tutto umido, mo starà qua a te. Sì, deve respirare. Dopo dovrà prendere un bel po' d'aria. 2000 years later. E ragazzi, pausa pranzo dei campioni, naturalmente meritata. Peperoni, speck e salsiccia. Naturalmente pane cafone super crunchy. Si avanza con i lavori. Si è aggiunto anche Emanuele, che sta preparando il muro per fare la prima mano di cemento e portare tutto quanto liscio. Sì, perché ragazzi, Capra ignorante. l'intonaco, scusate, non sono del mestiere. Ho fatto il ragazzo, semplicemente mettevano a spazzare, a impastare, basta, però intonaco. Poi dopo metteremo lo stucco. Sì, lo stucco, e verrà tutto bello pulito, perché qui c'è questo effetto in italiano, come si dice, sfrattonato. Ma io che cazzo ne so, scusa.
È riccia, una cosa del genere. A riccio. Vabbè ragazzi è crespo, come potete, si vede anche dal video, rende. Deve venire liscio. La situazione garage in questo momento è come vedete alle mie spalle. Ma aspettate. Abbiamo sistemato tutto al centro. Già la prima mano diciamo è stata data. Adesso è anche tardi, sta calando il sole. Stiamo risistemando tutto. Svuotiamo anche questa parete, così domattina possiamo sistemare al meglio il tutto. E stanotte stiamo facendo un po' di spazio per mettere l'R1 lì, poverina, che sta con quella coperta addosso. Quanto sei oscena. Qua c'è un Liberty penzolante nell'aria. Abbiamo messo tutta la spazzatura, diciamo, un po' da tutti i pezzi di moto, motorini, motociclette da vendere, da buttare, non so ancora. Qui abbiamo monopattino. Lì sotto ho messo, diciamo, ho fatto una sorta di tetto sotto il tavolo per mettere tutta la roba un po' più delicata nel caso dovesse piovere, perché il tempo è lì per piovere. E qui ho dovuto sistemare tutti gli altri monopattini e biciclette che dovrò aprire in questi giorni. 1, 2, 3, 4, 5. Lì dietro ce n'è un altro 6. Questo qui lo fanculiamo, non fa niente, ne lasciamo sotto la pioggia. Giorno 1 finito, si può dire. Io devo scendere con l'R1 che devo andare a registrare un nuovo video stasera. Devo andare prima a farmi una mega doccia, che ho le pietre o ce l'ho anche nella mutanda, si può dire. Ah, delicato! Noi ci becchiamo domani mattina. One eternity later. Naturalmente stanotte è piovuto, ho dovuto riscendere l'R1, abbiamo testato anche la pompa e fortunatamente non si è allagato. Adesso già ho cacciato fuori l'R1, caccio fuori lei e riprendiamo alla grande. Ragazzi, i lavori continuano. Diciamo che oggi la mattinata l'abbiamo passata a grattare muri e a cercare di finire di intonacare tutta la cupola superiore, e adesso dobbiamo andare a vedere il pavimento, gli scaffali, iniziamo a capire anche un po' di arredamento. Ho fatto il primo acquisto, ho comprato, vabbè, poi lo vedrete a breve perché bella cosa caruccia. Ragazzi, oggi la pausa pranzo non ve l'ho ripresa, sono particolarmente impegnato sia con il lavoro, le varie cose. È uscito anche il primo video con i primi chilometri in sella all'R1, vi lascio la i qua in alto da qualche parte. E la situazione attuale è questa. Porco d***o, stavo cadendo. Jonathan, cosa ne pensi? Come sta venendo? Ha cambiato faccia già così. E Pino? Ah? Vediamo. Le faccio sempre, fate un cazzo. Me lo frego sempre. Sì. Allora, prima, È normale. Per dirgli stasera con la montagna. Stasera con le montagne Bacalaffa, Brasile. Anche questo è intero. Anche questo. No, questo non lo vedo. Anche questo è No, intero. non lo vedo. Ragazzi, siamo arrivati a fine giornata. La situazione è questa qua. Domattina si stacca tutto questo, si termina il bianco della cupola, si parte a fare tutti i muri e poi si passa al pavimento. Siamo a buon punto, ragazzi. Con la scritta Yamaha, tutto. Ma tu ancora non immagini come verrà. Wait for it. Poi vedrai, ti farò fare quel pisellino piccolino, turgido. Non mi ascoltate. Ragazzi, è finita un'altra giornata, ci vediamo domani, giorno 3. The next day. Giorno 2 si riprende alla grande. Ma non è il giorno 2, è il giorno 3. Bene, non sale nemmeno più la sala cinesca. Aspetta. Tecniche alternative. Non far cadere la polvere sull'R1. E questa è la situazione attuale, ragazzi. Stamattina finalmente andremo a rifinire tutte le pareti. E vabbè, poi a fine giornata, durante, nel mentre. Per voi passano secondi, qua per noi passano ore, minuti, sofferenze e problemi. Ci aggiorniamo tra poco. Una volta coperta l'R1 possiamo iniziare realmente. Later. Voglio riprendere la mia reaction perché sono stato dentro a lavorare ad alcuni video e Carmine ha avanzato col lavoro, quindi non so come sta. Bellissimo. Tutto hanno valuto anche solo questo, ci stanno proprio mano. Ma trovo una manina. A few moments later. Abbiamo appena preso anche il pavimento. La scelta era tra questa, che è un effetto un po' più ruvido, o questa, che diciamo è un effetto un po' più liscio ed anche un po' più grande. Vabbè, non vi dico quale ho deciso, ma vedrete montata tra poco. Ci sono troppi inconvenienti. Si vola, ci sei. Si vola. Un po' di inconvenienti, però riusciamo a risolvere tutto. Appena hai speso altri 400 bombe. Questo garage dovrà venire una bomba, però, ragazzi. Sei carico? Sì, 400 bombe. Mannaggia pure, Ho pigliato una prima scelta. E che la fa? Chi se non mette nella di scelta? No,
Perché giustamente perché è una cosa buona, perché lui la poi lavare. Non si deve scardare, proprio come detto in napoletano, non si deve scardare. Io sto conservando tutte le fatture, così poi dopo facciamo un bel resoconto di quanto è costato il mio garage. Stato attuale del garage. E questo, ragazzi, abbiamo finito tutto, ma noi le festeggia stiamo spostando tutto. Vabbè, ci stiamo ammazzando perché abbiamo messo tutto qua in giardino. Oggi non ho avuto né voglia né tempo per fare clip, però ho comprato un'altra cosa, tutto il set di armadi, poi vedrete tutto una volta terminato. Altre 400 e basta bombe. Questa è la situazione attuale nel mio giardino di casa. Se avete visto le storie, stavo vendendo un po' di pezzi, i vari scooter che ci ho abbandonati, come quel Forza che avete visto durante tutto il video, come il Liberty che sta qui da anni ormai, che non accendo nemmeno più. Adesso quando tornerà mia mamma mi ammazzerà perché c'è un giardino completamente in disordine. Prendi il manganello, prendi il manganello. Che dire, finiamo di sistemare, saliamo tutto su che lunedì si parte con il pavimento. Non so nemmeno se stopparvi il video qui adesso e farvi vedere tutto nel prossimo video oppure ve lo voglio far vedere prima. Vabbè, sicuramente è finito il giorno 4.